nella nostra sede in Viale Verona numero 13 il presidente del Consorzio delle Vigne Venete, la dottoressa Elisabetta Fogarin, con il direttore, il dottor Persello, che rappresentano proprio il consorzio puro delle ville venete. Ecco, ci siamo trovati qui perché l'idea è nata insieme da queste due organizzazioni, che noi siamo il Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia, di trovare una sintesi, una cosa comune che ci possa sviluppare di prodotti turistici innovativi. Ecco, di non parlare più di escursione, ma di parlare di esperienza, cioè quello che noi vogliamo focalizzare è l'esperienza nella Laguna Sud, che noi siamo il gioiello della Laguna Sud e loro sono l'esperienza del gioiello dell'entroterra veneziana. Questo è il nostro obiettivo. E passerei la parola alla dottoressa Fogarin per i saluti e le cose. Grazie. Io rappresento appunto un club di prodotto che è quello delle Ville Venete. Le Ville Venete nella nostra regione sono circa 4.300, quindi un patrimonio inestimabile. 4.300. È un patrimonio inestimabile non solo per la nostra regione, ma appunto per l'intera umanità, perché sono state definite dall'UNESCO appunto patrimonio mondiale. E noi come consorzio ovviamente non le abbiamo tutte, perché noi raccogliamo solamente, si fa per dire, quelle ville che hanno un'attività all'interno, che quindi sono museo, sono alberghi, ristoranti eccetera eccetera. Quindi questa è la particolarità del nostro consorzio. Siamo ben onorati di firmare questo accordo con voi, perché riteniamo anche noi che si debba cercare di fare sinergia tra territori della nostra regione per riuscire a trattenere più a lungo nel territorio i turisti e anche riceverne di più, e quindi penso che due territori come i nostri, così diversi ma vicini per storia, per tradizione eccetera, possano dare un bel risultato per quanto riguarda appunto la promozione e l'esperienza, come diceva lei vicepresidente, a turisti e a nuovi turisti che ci auguriamo di accogliere qui per voi e nelle nostre ville che sono diciamo sparse in tutto il Veneto, ma poi ci sono delle realtà tipo la Riviera del Brenta dove c'è un sistema di ville che si aggirano all'incirca 200 ville, quindi uno può avere una conoscenza diciamo immediata di cos'è appunto la storia della Serenissima in questo territorio. Certo, bene. Il dottor Persello, se vuole aggiungere qualcosa. Non c'è molto da aggiungere, la Presidente conosce molto meglio di me, che sono da poco tempo nel consorzio, anche se prima facevo parte dell'Associazione Industriale di Venezia e quindi come tale insomma, seguivo il turismo. Diciamo che tra l'altro c'è anche una vicinanza geografica tra questi territori, per cui il turista ha la possibilità davvero di spostarsi con facilità, insomma, ecco, non ci sono grandi distanze, no? E soprattutto per un ospite internazionale sono totalmente inesistenti queste distanze. Questo è un unico territorio con delle caratteristiche diverse ma complementari, insomma, che possono fare il bene della cultura e del turismo. Mi pare che questo accordo, che nella sua stesura è diciamo abbastanza generico, nel senso che dice che dovremo collaborare, che vogliamo con molta attenzione collaborare, e poi metteremo in piedi delle iniziative, cioè questa è la base di partenza per fare delle cose insieme. Esatto, sì. Fare proprio delle iniziative mirate